Correva l'anno 1763, quando il Goya, ancora adolescente, giungeva a Madrid. Sulla mole grandiosa del Palazzo Reale, come sull'intera Spagna, la storia addensava grosse nubi tempestose. Ben presto l'invasione straniera, con le sue stragi e i suoi orrori, tutto avrebbe travolto. E i fasti di Carlo V e Filippo II sarebbero diventati soltanto un pallido ricordo. Ma così, come passa la gloria del mondo, anche le sventure degli uomini e delle nazioni sono dimenticate nel fluire implacabile del tempo. In mezzo a una splendida cornice arborea, per la gioia dei visitatori di ogni paese, il re Ferdinando VII creava nel 1818 il Museo del Prado, un maestoso edificio disegnato dal Villanueva in puro stile neoclassico, ricco di ornati, di colonne e di statue. Le quali quella in onore di colui che nei suoi quadri ritrasse con maggior compiutezza il volto della Spagna di quegli anni cruciali, Francisco de Goya. Sotto un luminoso cielo mediterraneo, lungo le sponde di un fiume, la scena con la carrozza che strappa alla contemplazione di estasiati cavalieri la bellezza di una ignota viaggiatrice ha la stessa grazia convenzionale del migliore rococò. Mirabile il quadro della festa di Sant'Isidro, protettore di Madrid. Ariosa e movimentata è questa visione dei gitanti fissata dal Goya sui suoi tapizzes, i meravigliosi cartoni d'arazzo in cui il colore fa sfoggio della gamma infinita delle sue tonalità. Ai giochi galanti e maliziosi, come quello della gallina cieca, si intercalano momenti di spensierato riposo. Tutto infine cede il posto alla gioiosa animazione delle danze, in cui il ritmo non dimentica mai di sposarsi alla grazia. Nella campagna opulenta di frutti, ricordo sempre vivo e presente di quella della nativa Puente Todos, il lavoro affaccendato della vendemmia ha anch'esso il sapore di una sagra rusticana. L'arte del Goya trova a volte la sua divertita espressione in scenette come questa, in cui un comiziante in miniatura diventa per il pittore il pretesto per una composizione densa di vivaci notazioni. O come nell'altra, pure traboccante di arguzia, dei giovani che ballano sui trampoli. Ma la visione idilliaca non resiste alla ventata rivoluzionaria che irrompe travolgente dal di là dei Pirenei. Con la ribellione della libertà conculcata si scatenano gli istinti bestiali troppo a lungo repressi e la mano del pittore diventa dura e incisiva nella rappresentazione dei disastri della guerra e nella rievocazione delle sanguinose giornate di maggio
del 1808. Nella poliedrica produzione del Goya un posto preminente hanno i ritratti. La tecnica impressionistica nel ritratto equestre di Carlo IV raggiunge risultati stupendi di realismo interpretativo, mentre un umorismo, che a volte sfocia nell'ironia e nella satira, è servito al pittore per la raffigurazione dello stesso Carlo IV attorniato dai suoi familiari. Altre opere pregevoli, la Regina Maria Luisa, la Lattaia di Bordeaux. Nei ritratti del Goya il campo visivo è generalmente limitato al volto. Ogni altro elemento di contorno è soltanto suggerito, forse perché dal pittore considerato non indispensabile per la compiuta resa della psicologia del personaggio, come in questo notissimo dipinto della moglie. Ma tutto lo splendore dell'arte del Goya è nel ritratto della Maja, nel cui corpo morbido e flessuoso i contemporanei vollero riconoscere la duchessa d'Alba, amica del pittore, anche se costui si preoccupò di alterarne i lineamenti del volto. I bianchi cangianti e di rosa della Maja vestita, nella desnuda, dopo quello del Velázquez, è questo il secondo nudo della pittura spagnola, e in esso sembra che trovi finalmente tregua l'arte tormentata di Francisco de Goya, di cui ecco il mirabile autoritratto. Egli fu assillato da una ricerca insaziabile di libertà, di giustizia e di verità, che l'avrebbe posseduto per tutta la vita e che si sarebbe placata soltanto nella pace sepolcrale della piccola chiesa di Sant'Antonio della Florida.